Benvenuti a un'altra puntata poi imparare la lingua sarda. In questa puntata vediamo di aggettivo, a desannarre di aggettivo andiamo a vedere in altre lezioni, in altre puntate, ed è giusto che per se discusso, che in effetti andiamo a tento un modo di vedere, quando abbiamo vedato di stessi tipi di pronomi, se di fatti siamo a video, aggettivo possessivo, questo dimostrativo e questo interrogativo, però questa lezione la dedichiamo a comprendere bene quali sono le classi degli aggettivi in sardo. A bello cominciamo a conoscere questi aggettivi, come possono finire gli aggettivi in sardo, quali sono le differenze di regola, come si agge sul plurale, come si su femminile, su maschile. Insomma, andiamo a comprendere meglio cosa di questa categoria della grammatica sarda. Cominciamo a narrare che il sardo, come la lingua italiana, la regola dei suoi aggettivi è cussa sempre di accompagnare un numero, di aiutare un numero, di sostenere un numero e di lo qualificare, come si narra. Tanto quando accattate se una paragoletta che è solo di un numero e in qualche modo la classifica dalla qualifica, da che narrare che tenete in un aggettivo. Cominciamo a bello a dire la prima categoria degli aggettivi che posso presentare oggi è che sono quelli che vengono in U o in A. Poi andiamo che sono meda diffusi e poi agere sul plurale di questi aggettivi che vengono in U e in A. La regola è questa che abbiamo imparato poi sul numero e poi questo che si mettono in sostantivo. Difatti, si accattate un aggettivo che viene di questa lettera U, che narra che quando andate a fare sul plurale, dovete tirare la U e ponere O, S. Poi abbiamo già per esempio che lo comprendiamo bene. Se questo aggettivo che avete accattato fine di na, la regola è la stessa, de sornumene si aggiunge solo sa S. Bene, come giustamente abbiamo qualche esempio, poi comprendere giochiamo appena now e cominciamo da aggettivi che sono facili e che si usano cada dia e che si assomigliano a me da lingua italiana. Cominciamo dall'aggettivo bello. Bello, proviamo questa su maschile singolare, proviamo ad andare sul plurale e diventa da bellos. Però questo aggettivo bello tiene per uno femminile che è bella. A su plurale basta ad aggiungere una S e diventa da bellas. Bellas, aumentate. Bono, la stessa cosa. Bono, bonos, a su plurale, bona, bonas, a su plurale femminile. Andiamo che gusto sono aggettivi che si usano a meta, come posso fare un altro esempio, manno, mannos, manna, mannas. Ma questo è un aggettivo che a me mi aggrada a meta e che vorrei proporre in questa puntata, che è un aggettivo che il sardo può disaccattare, magari non si assomiglia da me da qualche cosa che può disintendere in italiano, però è una cosa bella dell'ischire ed è l'aggettivo galano, che si diciamo che si regola. Galano diventa da galanos, galana, galanas. Naturalmente, tutti questi aggettivi che possiamo porre come concordano su numero e su genere, poi con su numeri che sono andando a compensare, che sono andando a qualificare. Infatti, se torniamo a questo aggettivo che possiamo porre all'inizio, che è bello. Se devo it bello pizzino, bello è il numero, concorda da in numero e in genere con pizzino. Quindi uno maschile singolare. Ma se sono più pizzinos, basta dire ite, bellos, pizzinos. Se è una pizzina, se è una emmina, ite, bella, pizzina. Comprendendo se si come concordata su aggettivo con un numero che è sostenente. Se sono più pizzinas, ite, bella, pizzinas. Per come ammorbito questa categoria di aggettivi che possono finire con sa U o con sa A.
andiamo come a dire un'altra categoria di aggettivi sardi che finiscono con la lettera E. Questo finale di questo aggettivo andiamo che è più facile questa volta che vale sia per il maschile che per il femminile, tanto non tenete il problema di cambiare lettera. E a sul plurale basta da aggiungere solo sa S, come abbiamo imparato a fare sul plurale. Anche in modo diretto sul esempio, può comprendere questo aggettivo che viene in E. Il primo esempio è forte, fortes, grave, graves, poi tornarete a granare grave. Forte, fortes, vale sia per il femminile che per il maschile. Una pizzina orte, uno pizzino orte, non cambia. Grave, graves, il sardo chiede narrare pesante, su che in italiano chiede narrare pesante. E lo abbiamo in un esempio. Este una bestia grave, sono bestias graves. Quindi abbiamo imparato a fare sul plurale di questo giochi finini in E. Poi bisogna un'altra categoria galo di aggettivo sardo che finini in eri e a suo femminile finini in era. Qui abbiamo qualche esempio diretto per lo comprendere. Sono facile perché tutto non deve comprendere altre cose che per come non abbiamo compreso. Pasteri, pastera. Su plurale, pasterici, pasteras. Abbiamo solo aggiunto una S. Questa terminazione eriera lo potete accattare meda in questo aggettivo che si usano per qualificare una persona, per narrare una caratteristica della persona che siamo trovando o di animali. Pasteri chiede di narrare in sardo una persona che mandica da me, che abusa da me da mandigante. Poi furisteri, furistera. La terminazione eri, era, basta di aggiungere la S come sempre. E furisteri è un stranzo, uno che viene di ora. Banduleri, bandulera. Este uno che è un vagamondo che la grada a girare. Brulleri, brullera, este invece uno che la o una che la grada a scherzare meda, a brullare meda. Però per denarre che brulleri e brullera lo potete accattare o intendere in certa parte della Sardegna andando per la forma brullano, brullana. Tanto. Oggi abbiamo un quadro generale per narrare dei aggettivi. Abbiamo visto in che modo possono terminare il sardo e la lingua sarda su vari aggettivi. Abbiamo visto questo che viene in cussau, questo che a su femminile tenene sa, questo che finisce con sa e a su femminile sono la stessa cosa e questo che viene in eri era. Per serrare questa puntata, bornaro un udezzo che tenere un altro bello aggettivo che potete imparare che poi andrò a spiegare ed este asciugato fresao sa sedda li pizzicada. Este sa traduzione che posso fare, este questo che comunemente in italiano chiede narrare alla coda di paglia, volonare in italiano che lo comprendete bene. E fresao este un aggettivo associato a asciugato che chiede narrare che è come irritato e tanto sa sedda gli dà fastidio. Con questo dizio di asciugato fresao sa sedda li pizzica da deo buon saluto e buon raccomando di seguire la prossima puntata per imparare la lingua sarda.